Ecco, perché c'è la maggior propensione a frequentare finalmente questi corsi di formazione? Perché il fatto che non si svolgano necessariamente in aula, ma possono essere seguiti a distanza, cosa è scattato? Perché sono numeri importanti? Sono numeri importanti, sì, noi nell'ultimo anno abbiamo formato circa 50.000 persone di vario tipo, non solo lavoratori ma anche preposti, dirigenti, consulenti eccetera. E sta cambiando, dicevo prima, sta diventando quasi un'abitudine, che è positivo perché la cultura è un'abitudine a fare un qualcosa, no? Quindi i datori di lavoro, almeno delle aziende che sono più sensibili, automaticamente quando assumono mandano immediatamente a formarsi il lavoratore. Che prima invece non avveniva? Non c'era questa abitudine, ci voleva tempo, magari ci mettevano dei mesi, il lavoratore lavorava senza aver ricevuto un'adeguata formazione, adesso notiamo che c'è un impulso a formare in tempi veloci. Ma la formazione costa? Cioè è considerata un lusso? Cioè, qual è il problema? Il quid che ci sta dietro? Perché per tanto tempo le aziende fossero reticenti e piuttosto preferissero formare internamente, direttamente, far seguire da qualcuno che poi ovviamente doveva rinunciare a avere i propri ritmi di lavoro pur di formare una persona, insomma sappiamo quello che comporta. Presumo non sia un problema di costo del corso di formazione, ma sia un problema di organizzazione. È più un problema di organizzazione perché bisogna staccare la persona ovviamente dall'attività lavorativa e fargli dedicare delle ore a formarsi, ma è una cosa che necessariamente va fatta. Non è il costo della formazione in sé per sé, ma la mancata produzione o comunque l'organizzazione per mettere queste persone in un'aula, comunque raggrupparla in un'aula oppure mandarla presso gli enti di formazione a formarsi. Tanto più che adesso si può fare a distanza, insomma. No? Si può fare a distanza, sicuramente qualcosa è stato fatto per migliorare la formazione a distanza, pensiamo alla videoconferenza, nessuno di noi era abituata a utilizzare strumenti quali Zoom o Meet, che sono i vari sistemi che consentono le videoconferenze, però sta prendendo piede, speriamo che non si torni indietro nel tempo, ma la vedo una cosa un po' difficile perché se la formazione viene fatta bene, correttamente anche a distanza, porta a dei risultati sicuramente buoni, anche perché così si evitano i tempi di spostamento, per cui si riducono i costi e si evitano anche i rischi di movimentare le persone. Pensiamo agli infortuni che ci sono in itinere, che sono sostanziosi, ricoprono un peso notevole all'interno degli infortuni.